Arriva la prima gioia stagionale per la SD Aragona Calcio, siamo con il presidente Luigi Monreale, i due vicepresidenti Angelo Galluzzo e Filippo Sprio. Presidente, la categoria allievi, grazie a questa vittoria sulle Aquile Cammarata San Giovanni, vincendo 5-2, si laurea campione provinciale, la prima soddisfazione dell'anno. Sì, questo diciamo la vittoria di oggi ci consente di vincere matematicamente il campionato con una gara di anticipo. Siamo molto felici perché la vittoria del campionato ci dà diritto a partecipare il prossimo anno al campionato regionale allievi, che è un campionato molto prestigioso. Siamo contenti perché ancora una volta questo traguardo dimostra l'enorme lavoro di organizzazione e di preparazione che è stato fatto a inizio campionato e che oggi raccogliamo i frutti. Angelo Galluzzo, l'Aragona si è messa in moto, ha messo in moto veramente un paese grazie al nuovo campo e soprattutto a tutto quello che si sta organizzando. In una settimana vediamo che il campo è pieno dal lunedì alla domenica e questa è una grossa soddisfazione. Allora, io penso che si è creato un bellissimo ambiente grazie a questa struttura e grazie a questa società che ha investito tanto sui giovani e sta valorizzando veramente quello che è lo sport ad Aragona. Il campo sportivo è diventato un centro veramente di aggregazione per i ragazzi e non solo, ma anche per tante famiglie che grazie al calcio e a questa società sta puntando veramente in alto. Oggi la vittoria di questo campionato dimostra che l'impegno di questi ragazzi alla fine porta a casa grandi frutti. Ora speriamo che con la terza categoria, il campionato juniores, riusciamo a fare anche grandi risultati. Filippo Sprio, primo anno da vicepresidente, sono delle belle soddisfazioni e ancora c'è un campionato, diceva Angelo, davanti, sia per quanto riguarda il girone di ritorno della terza categoria, sia per quanto riguarda la juniores. Come stai vivendo questi momenti? Allora, possiamo dire che stiamo iniziando bene quest'anno di esperienza sul campo di calcio e ringrazio innanzitutto a tutti i giocatori e principalmente al mister. Speriamo che continuiamo così e portiamo avanti grandi risultati. Presidente, per chiudere, questa Aragona cosa vuole fare nel futuro e dove vuole arrivare? Piano piano, chiaramente. Ma guarda, noi stiamo buttando le basi per fare qualcosa di importante, di interessante. Quello che stiamo cercando di fare è di mettere tanta professionalità. I nostri ragazzi, anche se fanno campionati giovanili, quest'anno li abbiamo dotati di uno staff medico, dei vari preparatori atletici, preparatori dei portieri, perché vogliamo fare veramente qualcosa di importante. Però facciamo le cose step by step, rimaniamo con i piedi per terra e poi il futuro vedremo dove possiamo arrivare.